Buonasera a tutti e benvenuti. Questo comune questa sera è quello di presentarvi questa serata e in particolare i relatori che insieme al sindacato Forze Produttive hanno dedicato questa serata per darci delle informazioni. Tanto per dirvi che a questa nostra riunione, o meglio convegno, abbiamo invitato il mondo della politica perché possa ascoltare, abbiamo invitato il mondo del lavoro perché possa ascoltare, darsi là dove possibili suggerimenti, consigli di indicazioni. Ci siamo e cosa facciamo? Sindacati di imprenditori locali, ci siamo organizzati con un comitato, qualcuno ci ha definito tra virgolette sono degli agitatori, vi assicuro che non siamo degli agitatori, siamo delle persone normalissime, delle persone preoccupate per il nostro lavoro, per i nostri figli, per i nostri genitori. E soprattutto siamo preoccupati perché stasera vogliamo parlare di un tema che riguarda tutti, che sono i tutti. Noi siamo partiti semplicemente da questo. In questi giorni abbiamo ricevuto tutti quanti la bolletta dei rifiuti e abbiamo visto i risultati, nel senso come valore. La domanda è, nel momento in cui con queste difficoltà noi non riusciremo più, forse, e sicuramente, a non pagare, cosa succede? Nel momento in cui la nostra famiglia, i nostri genitori, gli imprenditori non riusciranno più, la domanda è, arriva l'Italia, che in qualche modo ci ruba il capannone, ci ruba lo studio, ci ruba il negozio, ci ruba la casa. Allora, da questa situazione noi vorremmo in qualche modo dire, va bene, proviamoci, nel senso che cambiare si può. Allora, tutto il resto proveremo in qualche modo ad illustrarvi con dei relatori che questa sera hanno deciso di essere insieme a noi. Allora, per presentarvi intanto i nostri relatori, la signora Poli Carla, che è responsabile del centro di Vedelago, che è qui a titolo, come dire, puramente volontario. Allora, un applauso perché voglio dire a Vedelago. Il professor che viene da Ponte nelle Alpi e ci parlerà della ci parlerà in qualche modo della realtà di Ponte nelle Alpi e anche il dottor Piccolo. Abbiamo invitato anche il nostro assessore all'ecologia, l'ingegner Fribulia, perché prima di tutto perché è il nostro concittadino, ma soprattutto perché preparo adesso la domanda che eventualmente avrei voluto fare un tempo fa, e cioè, mi ricordo esattamente in questa sala quando, per promuovere in qualche modo la differenziata, l'assessore disse allora, cittadini, giustamente, più differenziate e meno pagherete. Io ricordo che in realtà è qualcosa che ho forse ho dimenticato, perché è vero che differenziamo, proprio io differenzio qualcosa come quasi il 70%, ma non abbiamo visto nessun calo nel pagamento delle tariffe, abbiamo sempre visto un incremento. Magari dopo eventualmente l'assessore ci dirà perché. L'altro personaggio che in qualche modo abbiamo invitato ed è il nostro fondatore del sindacato, è il signor Baseggio Ugo, che anche lui viene da una terra non molto lontana, comunque insomma, provincia di Roma, ed è questo signore alla mia sinistra, e anche lui vorrei in qualche modo insomma e l'avvocato Croce, che è il nostro presidente ed è un libro professionale che arriva da Verona, e anche lui grazie della presenza. Allora, noi abbiamo iniziato la nostra iniziativa
di questa sera da questo presupposto. Ma prima di dar parola ai nostri relatori perché in qualche modo possano illustrarci, io darei la parola per un brevissimo saluto ad Ugo Vaseggio, perché così in qualche modo comprendiamo meglio il sindacato. Signori e signore, come sindacalista autonomo, il mio più cordiale saluto a tutti i presenti ed a tutti gli invitati. Saluto anche con particolare affetto tutte le delegazioni del nostro sindacato autonomo presenti e provenienti da Verona, Valleso, Varo di Lamagna, San Bonifacio, San Giovanni Lupatotto, Santa Maria di Zello, Bovolone, Salizzole, Cerea, Correggio, Menà, Legnaro, Padova, Casale di Scodocchia, Urbana, Merlara, Montagnana, Monselice, Este, Solesino, Mediadino, San Vitale, Venezia, Chioggia, Sottomarina, Cavarzere, Rovigo, Badia Polesine, Lendinara, Villa Marsana, Polesella, Fiesso Umbertiano, Canaro, Adria, Corbola, Ariano del Polesine, Rosalina, Taglio di Po, Masi, Ferrara, Copparo, Iolanda di Savoia, Mezzogoro, Goro, Massa Fiscalia, Comacchio, Bondeno, Formigliano. Questa sera è una serata particolare perché a Portoviro inizia una delle tante azioni che questo sindacato autonomo ha fatto nella sua storia, all'inizio 2005 ad oggi. Storia che è di aiuti ed interventi di partecipazione attiva diretta a favore delle imprese, dei piccoli imprenditori che sono oramai diventati schiavi della cattiva politica di colore esso sia e sono una razza in via di estinzione. Il sindacato autonomo vive con la presenza dei titolari di partita IVA, dove ogni rappresentante è un imprenditore volontario e l'organizzazione dal punto di vista strutturale, funzionale, opera con una sorta di azione senza portafoglio, collabora e offre azioni di consiglio anche alle istituzioni, motivato da esigenze particolari o generali. Adesso non voglio dilungarmi oltre in questo mio brevissimo discorso, perché il tema oggetto del nostro incontro è un tema importante che coinvolge le nostre piccole imprese produttive e commerciali e tutti i cittadini. Con umiltà vi saluto
e ringrazio vivamente di cuore della vostra presenza, e ricordando a chi non lo avesse ancora fatto che può iscriversi al sindacato autonomo per migliorare la sua attività e puntare sempre di più nelle istituzioni della ladroneria. Grazie. Grazie Ugo. Allora, non ho dimenticato di presentare l'imprenditore che è anche il nostro vicepresidente, ed è Zanellato Lino, che questa sera ci relazionerà brevemente su alcuni pensieri, ma in particolare quelle che noi abbiamo individuato come mosse e risorse del mondo del lavoro. Buonasera. In questo incontro in qualità di artigiano sento la necessità di esternare un grazie forte al Comitato Forze Produttive Autonome Sindacato per l'organizzazione di questa serata, quale convegno sul riciclo dei rifiuti, tema attualissimo, dove la prospettiva dei nuovi rincari determinati dalla TARES non ci facilita la vita. Sicuramente nuove iniziative che il Comitato saprà e vorrà affrontare saranno solamente gradite. La mia prima considerazione vuole essere una semplice analisi statistica riguardante le chiusure delle nostre attività. Esse sono circa 40 unità ogni giorno. La crisi, il massacro sempre più consistente di cessazioni non deve portarci sulla strada del malessere, della rassegnazione, del disagio, di non sentirci imprenditori, nella solitudine più assoluta. Le persone con partita IVA devono trovare comprensione, tutela, solidarietà, visibilità, devono avere punti di riferimento che siano in grado di dare soluzioni, consigli e speranza. Spiace rilevare che la politica delle associazioni di categoria non abbia ancora considerato la gravità di questa devastante crisi. Tanto è vero che in molte parti del paese sono nati, come a Portoviro, comitati spontanei per dare ascolto e rivendicazione di settore di artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, appropriandosi della rappresentanza dal basso, sperando in un cambiamento di sistema. In effetti i nuovi strumenti, norme penalizzanti, regolamenti, normative, rigidità, compresi corsi eccetera, ci impongono continue fasi di formazione con costi devastanti. Allora vorrei soffermarmi brevemente sul tema a me riservato, per parlarvi e magari confrontarci in altre sedi su questi istituti che io ho identificato come mosse perché bloccano l'impresa. Primo, ASPI. Cos'è l'ASPI? L'ASPI è un'interruzione di rapporto di lavoro, cioè in pratica se un imprenditore licenzia un dipendente deve pagare l'ASPI. Il proposito ha stabilito che in tutti i casi di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, il datore del lavoro deve pagare un ticket sul licenziamento. Adesso non voglio inoltrarmi in dettagli tecnici perché sarebbe troppo anche complicato, dico soltanto, do solamente delle cifre per capire di cosa sto parlando. Cioè si parla di circa 500 euro all'anno, al massimo sono 3 annualità, cioè in pratica sono 1.300-1.400 euro perché si tiene conto dell'anzianità per massimo 3 anni del dipendente che è in servizio dell'azienda. Comunque il costo è attorno ai 1.300 euro,
Questo è l'ASPI che ci ha rivelato la ministra Fornero. Il secondo punto che voglio soffermarmi è il Sanarti. Il Sanarti è un altro balzello che deve pagare l'imprenditore, che sono 10,42 € ogni dipendente, anche se in cassa integrazione, anche se è fermo con il lavoro, perché deve sostenere in pratica il servizio sanitario di specialistiche nazionali, e questo è tutto a carico dell'imprenditore. E anche qui non voglio soffermarmi più di tanto, sono altre sedi su cui poi dopo discutere e analizzare. Voglio proseguire su un altro punto che è molto importante a mio avviso. Sempre sul decreto Monti Salva Italia ha fatto un piccolo regalino alle banche, nel senso che la commissione massimo scoperto, che non esiste più, diciamo, è stata sostituita con la commissione istruttoria veloce. Anche qui adesso non posso soffermarmi più di tanto perché intanto è complicatissimo. Io ho provato a chiedere agli operatori di settore, gli operatori commerciali eccetera, ma pochi sanno dare spiegazioni esaustive. Quindi è una materia molto complicata. Comunque ne vedremo gli effetti devastanti fra poco. E questa è una cosa che, tanto per darvi un dato, ci sono banche che magari sul massimo scoperto fanno pagare ogni giorno 50-60 euro. E quindi sono cifre consistenti che vengono fuori. Comunque spero che avremo modo di discutere in maniera più approfondita in successive serate come questa. Allora, queste nuove norme, queste nuove regole introdotte nel decreto Fornero creano ancora problemi e la cui soluzione non può essere il continuo riconoscimento degli stessi. Le risorse come contromisura devono essere una diffusa politica condivisa verso l'abolizione di queste norme inconcludenti che sottraggono risorse all'impresa e ai lavoratori. È giusta la condivisione che l'impresa artigiana è una risorsa per l'imprenditore e per l'economia locale. Il risparmio di un solo euro per il servizio rivolto alla raccolta dei rifiuti diventa importante perché genera in proporzione economie di scala fondamentali per l'impresa. Concludendo, ritengo che questa azione di informazione voluta dal comitato sindacato forze produttive autonome deve essere vista come una risorsa primaria, anche e soprattutto per non sentirci soli. Grazie Lino. Io volevo ricordare un pochino a tutti che al di fuori dell'entrata c'è un pacchetto dove noi abbiamo organizzato insieme a altri rappresentanti l'iniziativa popolare Rifiuti Zero. Questo tipo di iniziativa, via il sito potete prendere visioni in sostanza anche di tutta la normativa, ma soprattutto la normativa che riguarda gli inceneritori, e cui noi come cittadini, come imprenditori, diciamo che probabilmente è meglio non effettuare. Allora, io passerei la parola adesso al dottor Trichessa perché ci parli dell'esperienza di Ponte Mogliati. Grazie mille, cercherò di essere abbastanza breve perché non voglio tediarvi. Ringrazio gli organizzatori della serata per questo invito. La mia testimonianza vuole essere semplicemente portare a conoscenza di quello che abbiamo fatto nel nostro comune, un comune di 8.500 abitanti della provincia di Belluno, in cui abbiamo intrapreso questa avventura del porta a porta, sostanzialmente spinto per cercare di cambiare una situazione che per i cittadini e imprese del nostro comune era diventata veramente pesante. Difatti il Ponte nelle Api era un comune nel quale nel 2006, anno in cui sostanzialmente l'amministrazione comunale ha deciso di questo cambiamento abbastanza epocale, in cui la percentuale di raccolta differenziata era il 23% e ogni cittadino
produceva 348 kg di rifiuto indifferenziato che andava a finire in discarica, frutto di scelte, diciamo così, della precedente amministrazione, che aveva deciso di acquistare questi capienti cassonetti nei quali tutti quanti potevano riversare i rifiuti più disparati, e questo era lo spettacolo abbastanza indecente al quale eravamo costretti ad assistere sulle nostre strade, soprattutto nei giorni immediatamente successivi, i giorni festivi. Questo problema, che era un problema non solo di decoro urbano, non solo un problema ambientale, era diventato anche un problema di costi. In provincia di Belluno smaltire una tonnellata di rifiuto indifferenziato costa 190 euro, quindi un costo esorbitante, diciamo così. Credo che ci siano pochi ambiti territoriali, non solo della nostra regione ma di tutta Italia, in cui smaltire una tonnellata di rifiuto secco indifferenziato costa così tanto. Per assurdo, questa tra l'altro è una forte motivazione a spingere verso la raccolta differenziata, naturalmente dove i costi di smaltimento sono più bassi o dove il gestore del servizio di raccolta gestisce anche un inceneritore, diciamo così, giusto per sgombrare il campo dai equivoci, non c'è nessun interesse a fare la raccolta differenziata, perché se differenziamo la plastica, che è il materiale che ha il potere calorifico maggiore, cioè quello che dà maggiori profitti all'inceneritore, logicamente l'interesse dell'inceneritore non c'è più. E quindi, giusto per capirci, dove c'è l'inceneritore, ma soprattutto dove c'è il gestore del servizio che gestisce anche l'inceneritore, la raccolta differenziata non potrà mai avere successo, nonostante magari i cittadini possano essere virtuosi, civili e abbiano voglia di fare. Ecco, questi erano i costi che il nostro comune, un comune come vi ho detto prima di 8.500 abitanti, era costretto a ribaltare sulle bollette dei cittadini e delle aziende, perché per le quantità di rifiuto che smaltiva. 438.000 euro era oltre la metà del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Cioè negli anni l'incidenza del costo di smaltimento era cresciuta sempre di più fino a raggiungere nel 2006 il 57,6%, e la motivazione è quella che vi ho detto prima, il costo di smaltimento di 190 euro alla tonnellata, che è era comprensivo del trattamento in questo impianto che tuttora ci portiamo sul groppone in provincia di Belluno, che è un impianto provinciale che non ha mai funzionato e purtroppo continua a non funzionare. Come vi dicevo, l'incidenza, vedete, dei costi andava sempre più aumentando e l'amministrazione era costretta sostanzialmente a ribaltare questi costi sulla bolletta, perché tra l'altro la decisione sull'aumento di smaltimento non dipendeva da lei, ma dipendeva da un soggetto terzo. Questa era la nostra realtà all'interno di una realtà virtuosa, perché già in quegli anni il Veneto era la prima regione in Italia per raccolta differenziata, oltre il 64% dei comuni veneti già faceva il porta a porta, e già in quegli anni, soprattutto grazie all'esperienza del bacino di Treviso, sostanzialmente il Veneto si collocava come la migliore regione italiana per quanto riguarda la raccolta differenziata. Quindi a noi che cosa aspettava? Qual era il compito che ci aspettava? Cercare di copiare quelli che già facevano le cose bene. Credetemi, come vi spiegherà meglio poi la signora Poli, che nel campo dei rifiuti non c'è nulla da inventare, c'è molto da studiare, sicuramente, c'è da innovare, ma per quanto riguarda la raccolta e la separazione c'è semplicemente da copiare chi già fa le cose bene. Non dobbiamo inventarci nulla di nuovo. E soprattutto bisogna dare ai cittadini gli strumenti per fare bene la differenziata, perché molte volte i cittadini sono molto più avanti rispetto ai politici che sono chiamati a fare le scelte. I politici hanno paura di fare la scelta della raccolta differenziata perché dicono costerà di più, perché i cittadini non capiranno, alle prossime elezioni sarò, scusate il termine, trombato. Invece i cittadini sono molto più avanti da questo punto di vista e sono assolutamente preparati per una scelta di questo tipo, che è una scelta di civiltà sostanzialmente. Ecco, questa era la nostra situazione nel 2006 in una provincia, la provincia di Belluno, che già
che anche allora, diciamo così, non eccelleva, non spiccava in Veneto per percentuale di raccolta differenziata, ma soprattutto per quantità di rifiuto prodotto. Questa era un po' la cartina nella quale vedete che sostanzialmente in tutta la provincia di Belluno tutti i comuni facevano allora una raccolta con i cassoneti stradali con i risultati che vi ho fatto vedere prima. All'interno del Veneto, che era comunque già una regione ai primi posti in Italia, della provincia di Belluno, che già non funzionava bene, Ponte nelle Alpi forse era il comune che aveva la percentuale minore di raccolta differenziata. E quindi l'amministrazione si è posta il problema di cambiare questo stato di cose, soprattutto per fare questo, come dicevo prima, si trattava semplicemente di andare a vedere quali erano le realtà nella nostra regione che già funzionavano e che avevano portato a degli ottimi risultati. Per questo è stato scelto come sistema il porta a porta, perché ormai è dimostrato che comunque i cittadini a casa propria e le aziende nelle proprie sedi riescono a differenziare meglio i rifiuti di qualsiasi altra macchina tecnologicamente avanzata. Ci vuole sicuramente un servizio che sia puntuale, ci vuole un piano industriale che sia rigoroso e ci vuole soprattutto che poi ci sia anche un ribaltamento dei benefici non solo sul comune o sul soggetto pubblico che gestisce il servizio, ma che questo poi ci sia un ritorno anche nei confronti dei cittadini che collaborano nel far riuscire questo progetto. Per quanto riguarda Ponte delle Alpi, tra l'altro il comune, che già allora era comune sottoposto a patto di stabilità, quindi impossibilitato a fare gli investimenti per cambiare completamente il servizio, ha costituito una sua società con l'unico scopo proprio quello di gestire il progetto della raccolta porta a porta, facendo anche alcune scelte abbastanza importanti, come quella di non fare un consiglio di amministrazione, di mettere un amministratore unico che non ha un compenso milionario ma semplicemente un rimborso spese. Io, che sono tuttora il direttore della società, sono anche il responsabile del personale del comune, quindi parte del mio tempo lavoro lo faccio da una parte e dall'altra, cioè sono state fatte delle scelte per fare in modo che i costi, diciamo, di gestione minimi fossero i più bassi possibili. Insomma, non è stato creato un carrozzone per sistemare qualche magari politico che non aveva avuto successo alle precedenti elezioni. È stato fatto un piano industriale molto rigoroso, fatto fare dal Consorzio Friula, che comunque, come vi dicevo prima, già gestiva e gestisce tuttora un elevato numero di comuni in provincia di Treviso con risultati sicuramente importanti. E poi è stato fatto un progetto di comunicazione che non ha investito grandi risorse in ideazione di messaggi pubblicitari o cose di questo tipo, ma ha investito il tempo nostro in 23 serate passate ad incontrare i cittadini. Serate come questa, per un mese siamo stati fuori tutte le sere, abbiamo fatto 23 incontri pubblici, uno per ogni frazione del comune, abbiamo incontrato circa 3.500 persone, significa sostanzialmente una persona per ogni componente nucleo familiare del nostro comune. E questo ci ha aiutato sostanzialmente a far capire alla gente qual era il cambiamento al quale saremmo andati incontro e soprattutto a raccogliere dalle persone che tutti i giorni poi si trovano ad avere a che fare con i propri rifiuti e quindi a doverli separare in casa o nell'azienda, a cercare di capire da loro quali erano le esigenze per gestire meglio il servizio. Abbiamo incontrato le associazioni di categoria, abbiamo incontrato gli amministratori di condominio, le attività produttive, cioè abbiamo cercato di spiegare loro qual era il cambiamento al quale andavamo incontro. Abbiamo fatto e continuiamo a fare un grosso investimento sull'educazione scolastica, sostanzialmente perché i bambini sono i primi educatori dei propri genitori in tema di raccolta differenziata, sono loro che spiegano ai genitori come farla. Forse stiamo recuperando con i nostri figli una generazione che da questo punto di vista qui avevamo perso e fortunatamente loro sono in grado di trasmettere meglio i concetti che noi spieghiamo a scuola
di quello che non possiamo fare tra di noi adulti. E quindi su questo aspetto noi puntiamo molto, perché i bambini hanno una forza comunicativa e di convinzione che è sicuramente molto, molto più forte della nostra. Vi dicevo il progetto di comunicazione, e poi da lì siamo partiti sostanzialmente in un arco di tempo molto limitato, perché il servizio è stato cambiato sostanzialmente in 6 mesi nella partenza del nuovo servizio. Ogni utenza, questo dato adesso è un po' passato, nel senso che noi a Ponte Nerante abbiamo 4.585 utenze domestiche, ogni utenza domestica ha questo kit di bidoncini a casa propria, e nel caso in cui si trovi in un condominio con un mini appartamento con problemi di spazio, ha questi bidoncini che si possono impilare uno sull'altro. La raccolta dell'umido viene fatta con il sacchetto in Materb, con questo contenitore areato sotto la velle, perché ricordiamoci tutti che l'umido deve assolutamente per legge essere raccolto in un sacchetto biodegradabile, non può essere raccolto in un sacchetto di plastica. E questo è il dato invece relativo alle nostre utenze non domestiche, che oggi sono 550 circa, e anche per loro è stato consegnato un kit di bidoncini che fosse adatto alla loro produzione di rifiuto sostanzialmente. Ogni bidoncino è praticamente ha al suo interno un sistema di rilevazione e di rilettura degli sfruttamenti, quindi i cittadini e le aziende pagano in base al numero di volte in cui viene svuotato il bidone verde, che nel nostro caso è il bidone del secco indifferenziato. Quindi sostanzialmente nel nostro caso il principio che diceva prima il nostro Presidente vale, nel senso che se uno meno raccolto e meno rifiuto indifferenziato produce, e meno paga, perché la parte variabile della tassa è calibrata proprio sulla produzione di rifiuto indifferenziato. Abbiamo puntato molto sul compostaggio domestico, fortunatamente, perché metà della nostra popolazione abita in zone in cui il compostaggio domestico si può praticare, avendo a fianco delle aree verdi, e abbiamo puntato moltissimo sull'ecocentro comunale, il centro di raccolta, ecopezzola, chiamatela come volete, perché tutto ciò che non viene raccolto a domicilio del servizio, i cittadini e le aziende possono portarlo all'ecocentro. Perché mi soffermo su le aziende? Non solo per il contesto della serata, ma perché non è così scontato quello che dico, nel senso che le associazioni di categoria nel nostro caso sono state le prime a contrastare la scelta che il nostro comune ha fatto di aprire l'ecocentro alle utenze non domestiche, perché abbiamo tolto dalla loro business sostanzialmente un po' di materia prima. Fondamentalmente nel nostro caso un'associazione di categoria ha anche un'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti delle utenze non domestiche, e quindi per loro tutto quello che viene prodotto da un'utenza non domestica, anche se è la cassetta di plastica del fruttivendolo, è un rifiuto speciale. Capite che questo non ha senso, perché se un rifiuto è speciale non a seconda se esce dalla porta di casa del cittadino privato o se esce dalla porta del negozio del fruttivendolo, il rifiuto è speciale o pericoloso per sua natura, e difatti ha un'identificazione con un codice CER. Allora la cassetta di legno, la cassetta di plastica, a prescindere che esca dalla porta del privato cittadino o che esca dal negozio del fruttivendolo, sempre di rifiuto urbano si tratta. E qui la scelta che noi abbiamo fatto come amministrazione è stata quella di assimilare il più possibile i rifiuti anche prodotti dalle aziende ai rifiuti urbani, in modo che anche le aziende avessero la possibilità sia di usufruire del servizio pubblico, nel nostro caso, che di accedere all'ecocentro senza obbligo di dover fare il formulario, di dover tenere il registro di carico scarico, tutti gli adempimenti che credo voi conosciate molto bene. E tutto questo l'abbiamo fatto naturalmente osteggiati dalle associazioni di categoria. All'ecocentro, come vi dicevo,
le aziende e i cittadini possono portare tutto quello che non viene raccolto a domicilio, e noi differenziamo 30 tipologie di materiali diversi, e dico volutamente materiali perché riteniamo, alla prova dei fatti e alla prova dei bilanci anche della società, che quelli che raccogliamo non sono più rifiuti, ma sono materiali che vengono valorizzati sul mercato e che ci permettono, uno, di abbassare la tassa rifiuti, due, di fare in modo che il bilancio della società sia sostanzialmente in pareggio o con un utile assolutamente minimale. L'avvio del nuovo servizio, come vi dicevo prima, è avvenuto molto velocemente. L'amministrazione ha approvato nel 2007, il 28 maggio, il progetto del nuovo servizio. Dopo 15 giorni, dopo l'esecutività della delibera, abbiamo costituito la società. Durante l'estate abbiamo fatto tutti gli investimenti necessari per partire col nuovo servizio. Siamo partiti il 16 ottobre su una zona del comune e via via fino a prima del Natale del 2007 siamo partiti su tutto il territorio comunale. A gennaio del 2008 avevamo già superato l'80% di raccolta differenziata. Il 1° luglio del 2008 siamo passati a regime con la nuova tassa, come vi ho spiegato prima. Ogni cittadino, ogni azienda ha un calendario con l'indicazione delle giornate e della tipologia di raccolta che viene fatta. Questo è come appare il nostro comune nelle giornate di raccolta. Come vedete le cose funzionano in maniera molto ordinata e tranquilla. Altra cosa che facciamo è il controllo della qualità. Sostanzialmente ogni operatore ha un blocchetto di questo tipo ed è incaricato di verificare con una visione sommaria, una verifica sommaria aprendo il contenitore, che all'interno ci sia materiale conforme, perché il materiale che raccogliamo più puro è e più ha la possibilità di essere valorizzato, quindi di essere pagato dal mercato del riciclo, che è quello che vi spiegherà la signora poi. Ormai abbiamo superato il concetto di raccolta differenziata. L'Unione Europea ci spinge a ragionare sul concetto di recupero dei materiali. Non importa quanta raccolta differenziata facciamo, l'importante è che quella che facciamo sia di qualità, perché è importante il concetto di recupero dei materiali, e il materiale si recupera se è puro. Se all'interno della mia campana del vetro plastica lattine ho qualche cittadino incivile che poi ci butta il secco, se la percentuale di scarto dentro la mia campana supera il 40%, non sto più facendo la raccolta differenziata, perché quello è materiale che non potrà mai essere valorizzato adeguatamente. E quindi noi spingiamo anche su questa, diciamo, fase del controllo. Abbiamo attivato dei servizi dedicati per i bambini e per gli anziani, perché con il porta a porta logicamente erano due categorie con la produzione di pannolini o pannoloni che potevano essere danneggiate dalla tassa, perché avrebbero dovuto smaltire questi materiali tramite il secco e quindi avrebbero pagato di più, e quindi questi servizi vengono fatti in forma gratuita. E poi vengono fatti dei servizi dedicati per le aziende, incentivando loro a fare delle differenziazioni che sono superiori rispetto a quelle che chiediamo ai cittadini. Quindi noi andiamo all'azienda e diciamo: se tu mi separi il vetro rispetto alla plastica lattina o il cartone rispetto alla carta, io il beneficio che come azienda ho, perché ho minori costi per la separazione dei rifiuti, in parte lo ribalto sulla tua bolletta, e quindi il servizio di raccolta del cartone te lo faccio gratuitamente, o il servizio di raccolta del vetro te lo faccio gratuitamente, e ti scambio una parte dei tuoi costi sostanzialmente. Come vi dicevo prima, questi sono i tempi che abbiamo, così, che l'amministrazione ci ha chiesto di rispettare, che fortunatamente, altrimenti io stasera non sarei qui, siamo riusciti a rispettare. Sul concetto di purezza del materiale vi dicevo già prima, e le prove sono che sostanzialmente le percentuali di scarto che noi abbiamo nel materiale che raccogliamo sono inferiori al 2,5%. Perché questa percentuale è importante? Perché per gli accordi che ci sono tra l'ANCI e il CONAI, che è il consorzio che eroga i contributi sostanzialmente per la raccolta differenziata,
minore è la percentuale di scarto e maggiore è il corrispettivo che viene dato al comune. Se si sta sotto il 4% per la plastica il corrispettivo è massimo, se si supera il corrispettivo cala. Quindi l'attenzione che diamo a questo aspetto è un'attenzione poi che si ribalta sostanzialmente sul nostro bilancio. La soddisfazione dei cittadini non è solo un'immagine ma è la verità, il decoro dei nostri paesi anche, perché sparendo le piazzole ecologiche sono spariti anche i problemi di abbandono dei rifiuti, e questi sono i risultati che negli anni abbiamo ottenuto e consolidato sostanzialmente con una percentuale di raccolta differenziata che sfiora il 90%. Arriviamo al 90% se contiamo anche il compostaggio domestico con un calcolo che viene fatto dall'Osservatorio Veneto Rifiuti. Ma la cosa più importante è l'abbattimento della percentuale sostanzialmente di rifiuto secco. Siamo passati da 277 tonnellate di rifiuto mensile che conferivamo come media mensile che conferivamo in discarica a 20 tonnellate, quindi capite che ora per noi la voce di costo a conferimento in discarica è talmente insignificante che possono anche continuare a aumentare il costo, che a noi ci cambia poco nel nostro piano finanziario sostanzialmente. E questo è stato lo snodo fondamentale della riuscita del servizio, anche perché questo ci ha permesso di raggiungere un altro risultato, che è stato l'abbassamento del costo complessivo del servizio, che costava nel 2007 950.000 euro, siamo arrivati nel 2009 a 810 e abbiamo cercato in questi anni, 2010, 2011 e 2012, di mantenerci su questa cifra. Quindi il risparmio che c'è stato in media per i cittadini ma anche per le aziende in bolletta si aggira dal 10 al 30% fondamentalmente. Il motivo principale l'ho detto prima ed è questo: avendo abbattuto i costi di smaltimento del rifiuto secco abbiamo abbattuto la voce più significativa di costo. Se avessimo continuato col servizio precedente saremmo arrivati nel 2009 a spendere per il conferimento in discarica 516.000 euro, oggi spendiamo fondamentalmente intorno ai 50.000 euro. Una parte logicamente di questi costi li abbiamo ribaltati sul costo del lavoro, perché fare porta a porta significa avere dipendenti che raccolgono i materiali per strada, e quindi abbiamo trasformato un costo improduttivo per seppellire dei rifiuti in costo del lavoro per pagare degli stipendi. Questi sono era un po' la sintesi dei risultati che abbiamo raggiunto in questi anni. Secondo me è significativo il dato relativo all'occupazione, visti i tempi che stiamo vivendo, come dicevano anche le persone che mi hanno preceduto. Lascio perdere la tassa per le utenze domestiche per passare a come funziona la tassazione per le utenze non domestiche. Fondamentalmente da noi si paga una quota fissa che è come il canone del contatore dell'Enel o del telefono, che è uguale per tutte le utenze, e la quota variabile che invece è proporzionata rispetto alla produzione dei rifiuti di ogni azienda. Quindi se un'azienda tipo uno studio professionale, un ufficio fondamentalmente ha un kit di contenitori che rimane dentro la volumetria tipica dell'utenza domestica, paga solo il fisso fondamentalmente, non paga altro. Se invece un'azienda ha una produzione di plastica, di carta che è superiore, oltre a pagare il fisso e oltre a pagare sul secco che produce, pagherà qualcosa anche in base alla produzione degli altri rifiuti. Con questo cambio del sistema fondamentalmente cosa è successo? È successo che abbiamo abbandonato il metro quadro, abbiamo abbandonato le categorie previste dalla TARSU e abbiamo improntato tutta la tassazione sulla effettiva produzione, che vuol dire anche sull'effettivo lavoro che le aziende hanno. Non ci siamo fermati dopo aver ottenuto quei risultati, ma abbiamo cercato di studiare, come vi dicevo prima, per capire se c'erano anche dei punti di miglioramento rispetto al servizio che abbiamo messo in piedi, e grazie alla collaborazione con il Centro Vincicolo del Lago
abbiamo fatto una sperimentazione anche sul recupero del rifiuto secco, cioè abbiamo detto all'interno del secco che produciamo ci sono ancora dei materiali che possiamo recuperare, e analizzando il nostro secco abbiamo visto che all'interno c'era ancora un 38% di plastica, c'era ancora un 17% di frazione organica, un 22% di carta, tutti materiali che potevano ulteriormente essere recuperati. Abbiamo fatto questo progetto di sperimentazione per il recupero del secco con Vederago e con la supervisione dell'Osservatorio Veneto Rifiuti, e da questa sperimentazione è venuto fuori che facendo una separazione corretta come la facciamo noi all'interno del nostro secco ancora il 61% di materiali possono essere recuperati, e di questi materiali poi Vederago produce una materia prima seconda che ha un mercato e che poi reimmette appunto nei cicli produttivi. Altre azioni che abbiamo intrapreso sono quelle sulla riduzione dei rifiuti, altro principio sancito dall'Unione Europea, che al primo posto mette proprio la riduzione della produzione, quindi abbiamo cercato di spingere su iniziative per fare in modo che ci sia una produzione inferiore di rifiuti. Ad esempio abbiamo utilizzato dei ragazzi di una comunità di recupero per realizzare queste borse di stoffa fatte con gli stracci dei contenitori della Caritas, sostanzialmente invitando i cittadini a portare la scorta quando andavano a fare la spesa invece di utilizzare le borse di plastica. Come vi dicevo prima, puntiamo molto sul progetto scuole, soprattutto invitando i bambini a fare raccolte come la raccolta dell'alluminio, e con i soldi che raccogliamo dalla vendita dell'alluminio contribuiamo a progetti didattici nelle scuole. Quest'anno i bambini delle nostre scuole hanno raccolto oltre 7.000 scontrini della spesa, nei quali fosse evidente che non c'era stato alcun costo per acquistare la borsa di plastica, e in questo modo hanno partecipato a un concorso a livello nazionale arrivando secondi. Abbiamo favorito il fatto che un'azienda agricola del territorio poi potesse impiantare un distributore del latte crudo, perché 150 litri di latte crudo distribuito al giorno significa 150 bottiglie o contenitori in Tetra Pak in meno che vengono immessi nel ciclo dei rifiuti. Meno rifiuti, meno costi di gestione per tutti. Abbiamo poi fatto un altro progetto relativo ai pannolini lavabili con una ventina di famiglie che hanno aderito grazie a un contributo che l'amministrazione ha cercato di dare. L'ultimo progetto che abbiamo messo in piedi riguarda la raccolta dell'olio e la raccolta separata del vetro, non solo per le utenze non domestiche ma anche per le utenze domestiche. E poi insomma ci sono i riconoscimenti che abbiamo ottenuto in questi anni, ma che non sono riconoscimenti al comune o alla società, ma sono riconoscimenti ai cittadini e alle aziende del territorio che hanno dato modo a noi di riuscire a ottenere questi risultati. Grazie. Allora, ringraziamo il dottor Triches per averci parlato e documentato dell'esperienza di Ponte negli Alpi. Adesso sentiremo la signora Poli, responsabile del centro del riciclo di Vederago, perché sicuramente scopriremo altre cose importanti. Buonasera a tutti, sono contenta perché sono tornata nel mio territorio. Sono originaria di Giacciano, Ponte Rucella, quindi da queste parti. Allora, il convegno Cambiare si può. Incominciamo a cambiare il nome, incominciamo a cancellare il termine rifiuto, perché non vuol dire nulla, non identifica nulla. Dobbiamo dire che quando questo bicchiere è vuoto è un bicchiere di plastica. Allora sappiamo che è plastica, sappiamo che è un derivato del petrolio, sappiamo che non possiamo permetterci di buttarlo via, o peggio di nasconderlo
per inquinare o di bruciarlo per inquinare. Quindi dobbiamo riappropriarci dei termini corretti, perché cambiare i nomi vuol dire nascondere qualcosa, e in questo caso vi farò capire che cosa è nascosto dietro. E infatti non ho capito. Infatti io non vi parlerò di gestione dei rifiuti, non so più che cosa sono, non mi interessa parlare di rifiuti. Qui da qualche anno si parla di economia, esattamente di economia circolare, non nel senso che circola per le strade, ma che parte esattamente dalla produzione. Perché qua in Italia andiamo a sbattere, stiamo andando controcorrente da 30 anni, stiamo buttando via quello che ha valore, e non solo lo buttiamo via, ma ci creiamo un problema. E quindi siamo arrivati al punto di avere un'economia che crea costi, si spostano i problemi aumentando i costi. Invece l'economia deve creare benefici, se no non è economia. Allora bisogna partire dalla produzione. Chi produce, e qua ci vuole la legge, ci vogliono i politici che capiscano queste cose, perché se la produzione produce tutti gli oggetti che ci servono, tutti gli imballaggi, in modo che questi alla fine del loro uso siano totalmente, facilmente ed economicamente riciclabili, il problema non ci sarebbe. Invece abbiamo voluto aggravare sempre di più il problema, creando un circuito economico di costo. Allora, se la produzione ha questa valenza, cioè io permetto di produrre e di mettere in circolazione solo beni che siano recuperabili oppure riciclabili, perché c'è una differenza molto sostanziale. Io recupero da un semplice lavoro di selezione, cioè tiro via la plastica e ho fatto un recupero della plastica e dopo questa plastica la porto al riciclo, cioè la trasformo e la metto in un ciclo produttivo che non necessariamente è lo stesso iniziale. Per esempio nelle bottiglie di plastica si fa il paio per fare tutte le giacche e i prodotti. Quindi riciclo vuol dire reinserire nel ciclo produttivo un materiale, anche se proviene da un ciclo produttivo diverso. E allora qual è questo percorso? Dalla produzione c'è qualcuno che acquista e che consuma, e siamo tutti noi. Allora qui ci siamo tutti dimenticati che abbiamo un'arma in mano potentissima e non la usiamo più, non ci hanno più permesso di usare. Quest'arma è l'arma della scelta, voglio scegliere io cosa voglio comprare. Non voglio comprare un involucro enorme che dentro ha 4 cioccolatini, perché pago quell'involucro e dopo devo pagare per consegnarlo all'ente che dopo paga per portarlo da parte e avanti. 24 volte paghiamo, non una, 24 con questo sistema. Ma qualcuno gode di questo sistema, non certo il cittadino che paga 24 volte. Quindi dobbiamo usarla quest'arma, perché se andiamo nei supermercati ci sbattono le robe una volta, 2 volte, 3 volte, quindi per inerzia la compriamo. E invece noi dobbiamo essere noi a usare quest'arma potentissima che è l'arma della scelta. Dopo aver acquistato e consumato, bisogna depositare, non nascondere nel sacco nero, butta via che schifo, che roba. No, depositare ogni materiale al suo posto, al posto giusto, perché chi poi viene a prenderlo sa cosa lo può fare. E quindi non è una cosa da buttare, ma una cosa da depositare perché abbia il suo percorso. Logicamente dopo c'è qualcuno che raccoglie e che trasporta, e anche questa azione è molto importante, perché nel mio centro non entrano se hanno un indice di compattazione troppo elevato.
perché il materiale si ammucchia troppo, si restringe, si rabbrizza, e allora io dopo devo mettere gli operai che lavorano. Quindi si pensa di aver fatto un risparmio perché il camion schiaccia, e invece guarda un po' alla fine poi devi pagare di più perché bisogna fare delle altre operazioni. Quindi questa si chiama filiera. Questo punto della filiera è molto delicato perché decide anche sui costi della successiva lavorazione. Naturalmente viene trasportato dove? Agli impianti di selezione, perché due sono le azioni: la selezione, in cui io divido per esempio il vetro, se non me lo portano già diviso, e il vetro va direttamente alla vetreria. Sono 2000 anni che si ricicla il vetro, basta scioglierlo, non c'è mica tanto da fare. È silice, quindi è prezioso, lo riutilizzo, lo rimetto in ciclo, perché sennò devo andare a scavare la montagna, per ormai la via finita, non ce ne sono più, e stiamo consumando 4 bicchieri, non uno, e quindi dobbiamo pensare che qualcun altro dopo di noi ci sarà. Quindi durante la selezione io vado a prendere, a suddividere quei materiali che hanno già un mercato, cioè che si vendono, che sono, l'ha detto lui prima, una ventina, una trentina, una quarantina, dipende da quanto le aziende studiano in questo settore, perché ogni materiale poi ha il seguito che viene consegnato a un'industria, non viene disperso. Qua al nord mettiamo tutto sotto il tappeto, abbiamo una situazione ambientale paurosa, non drammatica, paurosa, e non sono ancora riusciti a fare conto di quante generazioni dovranno accollarsi questo costo, perché le 86.000 discariche che perdono, che inquinano in Italia, non c'è un euro, chi è che paga? Questa è una domanda drammatica, no? Dopo della selezione cosa viene? Viene l'altro passo, l'avvio al riciclo, cioè quello che non riesco a vendere dopo aver selezionato lo mando agli impianti di trattamento, cioè faccio un'elaborazione e lo trasformo in una materia prima seconda, si chiama secondo la legge, e dove va? Va alla produzione. Ecco perché è circolare, perché parto da là e torno esattamente là, attraverso un circuito economico, che vuol dire di lavoro, e che deve essere positivamente economico. Ogni passo che viene fatto deve avere il suo guadagno, e così tutta la filiera il suo guadagno. E allora funziona, allora è un'economia, e se no parliamo di diseconomia. Che cosa ci vuole per fare questo? Volontà politica, perché siamo sempre in Italia qua, al sud un po' meno perché si stanno arrangiando in maniera diversa, però è la politica che sceglie che cosa fare, che sceglie che strada percorrere, che ha per legge questo compito. Allora può scegliere di andare in discarica e quindi di organizzare tutto per la discarica, di andare in incenerimento o di andare a recupero e al riciclo, perché non può essere una scelta parziale. Non possiamo più avere le percentuali della raccolta differenziata, stiamo dando i numeri, perché poi chi è che va a controllare che cosa viene fatta dalla raccolta? L'abbiamo vista su Striscia, su tutte le trasmissioni, no? Si fa la raccolta differenziata e poi va tutta, guarda caso, con il discarico di inceneritore. E allora, se si decide di fare la raccolta differenziata, deve farla al 100%, come la fanno loro. Perché è logico, se io tiro via 2 robe, anche il resto è differenziato. E invece no, continuiamo a dare i numeri della raccolta differenziata. E invece la legge europea dice non me ne frega niente di quanta percentuale raccogli. Io voglio sapere quanto hai riciclato o hai recuperato in fabbrica. Questa è la legge, e devi recuperare
non raccogliere almeno il 51%, ma in Italia è stato tradotto: bisogna fare il 65% di raccolta differenziata. Questo è un abuso, è un cambiare le cose, è come dire questo è un rifiuto, no, questa è plastica. Quindi dobbiamo riprendere questa cultura, dobbiamo tornare un attimo a dare il giusto valore alle cose. E quindi ci vogliono le regole che devono essere certe, le regole devono essere precise, secondo un percorso, come si è tracciato prima, economico. Il controllo del territorio. Il controllo del territorio è dell'amministrazione di quel territorio. Non può un'amministrazione dare il compito a soggetti terzi di fare il progetto per fare la raccolta, perché delega a un altro questo compito. E allora che stia a casa l'amministratore, così almeno risparmiamo la spesa, perché se non fa quello che si è impegnato a fare non serve a nulla. Mi pare ben logico, no? Quindi bisogna che il controllo del territorio sia dell'amministrazione. Non è pensabile, non è possibile, come fanno loro, sono fatto la loro municipalizzata, così si controllano e fanno la gestione del territorio. Informazione è fondamentale. Non basta informare, ti informo che devi mettere qua, no, devi dire perché, cosa succede, perché si fa una cosa, qual è il vantaggio per noi, e quindi non solo attraverso la scuola, perché i bambini sanno benissimo e almeno loro influiranno in qualche modo, ci sarà, ma se dobbiamo aspettare generazioni non abbiamo più il tempo, quindi dobbiamo accelerare il tempo. Quindi l'amministrazione, come viene fatto nei posti che si impegnano, spiegano tutto il percorso, perché devi mettere lì, succede questo. Dopodiché abbiamo lo studio, la sperimentazione e la ricerca. Pensate quanto lavoro e quanto impiego di ragazzi che hanno studiato per fare un prodotto. In questo caso c'è 2 volte il numero, perché devo studiare la produzione e devo studiare quando il materiale mi arriva di nuovo alla produzione. Infatti noi che partecipiamo alle innovazioni europee, grazie ai nostri studi, al nostro impegno, al nostro essere impianto di sperimentazione, sono 22 i ricercatori impegnati con noi, pagati dalla comunità europea. Non è solo l'operaio, c'è un lavoro di ricerca enorme, anche di che disegno fare, perché il materiale è nuovo. Pensate quanto studio c'è quando dal petrolio si passano tutte le fabbriche, tutti gli step per arrivare a fare la plastica. Pensate i costi e quanto si risparmia quando io con 2 operazioni faccio la stessa cosa. Quindi quante risorse mi rimangono per finanziare studio, ricerche e sperimentazione? Questo è il futuro, non può essere diversamente. L'organizzazione della gestione, anche qui entrano in ballo le caratteristiche e le capacità di chi deve organizzare. Non è pensabile, ho visto posti dove su 2 colline c'erano 6 case, 6, e il camion passava tutte le mattine per 6 sacchetti. Non è venuto in mente nessuno di fare un piccolo punto di raccolta. Adesso il camion passa una volta al mese. Quindi se abbiamo fatto finora l'economia dello spreco, adesso non possiamo più permettercelo. E quindi per amore o per forza bisognerà fare le cose fatte bene. La tecnologia di impiantistica esiste, come si diceva, e si studia e si continua a implementare e si continua ad adattare a ogni territorio, perché in India io non potevo pretendere che facessero il porta a porta, perché lì bisognava dare da mangiare ai bambini, quindi i bambini vanno a raccogliere le bottiglie per le strade, ma che non mangiano.
In Brasile non si poteva permettere di fare il tipo di raccolta che abbiamo detto, perché i catadores sono quasi 1 milione e vivono con quei lavori. Quindi ogni territorio ha bisogno di essere gestito in un certo modo, non è un copia e incolla, e ogni territorio ha un'impiantistica che serve ad alimentare tutta la filiera. Tralascio i flussi, vabbè, i flussi quali sono? Di che cosa parliamo? Parliamo di frazione umida, perché abbiamo detto, va a compostaggio, quindi non è un rifiuto, è qualcosa che diventa un fertilizzante e se fatto bene si può vendere. Io da sempre ho il mio dettamaio e mi faccio il mio fertilizzante. E l'impianto di compostaggio, pensate un po', l'impianto di compostaggio è un dettamaio pubblico. Allora, vogliamo chiamare le cose per quello che sono o vogliamo metterci un nome difficile per nascondere? La carta e il cartone da sempre si ricicla e non posso capire come mai, anzi lo so benissimo, la carta sporca va nell'indifferenziato. Ma perché la carta, anche se sporca, è cellulosa, che vale un sacco di soldi. E se le cartelle tirano via l'inchiostro dai giornali, l'inchiostro che è il più forte inquinante, cosa volete che vi faccia un po' di sugo di pomodoro? Quindi va portato tutto il materiale cellulosico alle cartelle. Gli imballaggi, qui ha già parlato lui, gli imballaggi tra l'altro, devo dire una cosa. Dice contributo, ci danno il contributo per gli imballaggi, cioè il CONAI ci dà dei soldi, guarda che bello. Volete sapere la verità? Quei soldi che ci danno, che danno alle amministrazioni, li abbiamo già pagati noi il doppio, il triplo e il quadruplo. Quando siamo andati al supermercato abbiamo comprato questa bottiglia piena, abbiamo pagato l'acqua, la bottiglia e il riciclo della bottiglia. Quindi chiamare contributo, quello che è una restituzione di soldi che io ho già pagato, non so come si deve chiamare la bella cosa oppure si deve dire la verità. Quindi se a Foggia abbiamo messo presso tutti i supermercati, una cooperativa ha messo dei punti di raccolta delle bottiglie di plastica e dei flacconi, quando la signora va lì e consegna le sue 5, 6, 10, 20 bottiglie, riceve i soldi che ha già speso quando le ha comprate. È ben diverso. E state pensando che adesso non ne trovate più in giro, perché è diverso che dire o tappi, abbiamo già pagato il contributo, quindi bisogna avere il coraggio di dire guardate, è solo una restituzione, non è un premio. E tra l'altro il sistema CONAI esiste solo in Italia, all'estero non c'è, perché i CONAI sono i produttori di imballaggio che per legge avrebbero il dovere, anzi l'obbligo, di fare le raccolte e di riciclare l'imballaggio. Hanno pensato bene e ci fanno pagare tutto questo, hanno pensato bene di fare un accordo con l'ANCI, con i comuni. E allora che percentuale c'è in Italia di raccolta di imballaggi? Non arriviamo né in italiano neanche al 20%, però ai CONAI viene pagato il 100% dell'immesso sul mercato dell'imballaggio. Allora tra il 20 che si recupera e il 100 dove vanno quei soldi nostri pari all'80%? Siamo sempre in Italia, no, perché bisogna. Allora, l'impianto di selezione. Abbiamo parlato, due azioni, e adesso vi vedere la semplicità della cosa, perché sembra che però è una filiera a beneficio progressivo, ognuno degli attori, cosiddetti attori, riceve il suo beneficio. Nell'impianto di selezione
e qua parliamo che devono arrivare sia dai comuni sia dalle aziende, raccolte differenziate. Si fa il progetto, abbiamo il progetto 100% riciclo delle aziende, raccolta delle aziende, e credetevi, fino a 4 anni fa mi telefonavo e dicevo: io ho il rifiuto da portare. Che cos'ha lei? Rifiuto. No, mi dica che cos'ha. È plastica, boh, allora mi dica cos'è. Ma lei la divide? No, guarda, non mi interessa, pago quello che è, voglio portarlo lì. No, lei va da un'altra parte. Perché se vuole portare il problema a me, creando un costo a me e un costo a se stesso, io non ci sto a fare il suo danno. Beh, da 2 anni a sta parte mi telefono, mi dica cosa devo fare. Sono cambiati i tempi. Perché non solo diminuiscono i costi in maniera enorme, ma rischiano persino di prendere qualcosa perché il materiale di scarto che hanno magari si presta a fare un circuito di produzione. Quindi bisogna analizzare azienda per azienda e trovare le soluzioni giuste. Quindi dall'impianto di selezione entrano solo raccolte specifiche e viene fuori carta, cartone, tutta roba che va immediatamente senza fare una trasformazione, ma solo selezionando va immediatamente in fabbriche che pagano questi materiali. Tra l'altro queste fabbriche risparmiano rispetto a comprare la materia prima, quindi c'è una valenza complessiva. La seconda è questo impianto, lasciamo perdere perché è semplice. Questi sono i materiali che si vendono, le valve, non le ecovalve di Napoli, ma le valve di plastica selezionata per quell'azienda, perché l'impianto di selezione non fa faccio una selezione, poi vendo. No, tu devi lavorare per il cliente, perché se io ho gli olandesi che vogliono le bottiglie miste, io le faccio miste. Se c'ho il tedesco che le vuole bianche, io le faccio bianche, è perché mi paga. Quindi è il mio cliente che detta che tipo di lavorazione devo fare io. A mia volta io dico a lui: falla cogliere in questo modo, perché così ti pago di più. È sempre un circuito economico, è sempre un'economia circolare. Questo impianto entra la frazione secca, che si dice quella che è recuperabile, che non si pensava, non riciclabile, ma devono sapere le cose prima di parlare, no? Che poi tra l'altro cambiano di mese in mese. Entrano gli scarti, entrano gli scarti di selezione. Ecco, entrano tutti quei materiali secco naturalmente che vengono lavorati e diventano materia prima seconda. A norma di legge è un granulato a matrice plastica, logico, perché se c'è del ferro me lo tiro via perché vale di più, se c'è dell'alluminio non ne parliamo perché me lo strappavano. Quindi rimangono solo le plastiche miste, non quelle specifiche, ma è sempre un derivato del petrolio e sfido chiunque a buttarlo via. Peggio ancora bruciarlo. Siamo arrivati alla follia ormai. È tutto a norma di legge, anche questo impianto, che sono, pensate, 8 anni che noi abbiamo messo a punto questa tecnologia, adottata non solo in Europa, ma anche fuori. L'India ha montato 36 linee, in Italia siamo ancora gli unici. Perché non si capisce che roba va troppo semplice, costa troppo poco, bisogna comprare impianti da decine, centinaia di milioni di euro. Questa è la filosofia e la paghiamo. No. Questo è il prodotto derivante dagli scarti, quindi da quello che prima andava in discarica pagando o incenerimento pagando. Ma non solo pagando il costo della discarica, perché chi porta in discarica paga il conferimento, ma poi l'inquinamento e le malattie derivanti, chi è che le paga? E quando la falda si inquina, chi è che paga? Sempre noi. E lo stesso
che non mi sveglia a dire produciamo energia. E non capisco perché ci si oppone agli inceneritori che produciamo energia. È una bella balla, perché è scientificamente provato che per produrre un 20% di energia dal bellissimo inceneritore di Brescia ne devo consumare 100 a casa mia. Vabbè che sono di Giacciano ma è un meno 80, non è un più. Quindi ci hanno detto delle mezze di verità. Si produce energia, frase incompleta perché si doveva dire si produce energia ma meno di quella che si consuma, e c'è una bella differenza, no? Paghiamo 100 per produrre 20, questa è la verità. Invece qua la roba si vende. E che cosa se ne fa di questo? In due settori: il settore dell'edilizia per alleggerire i manufatti di cemento, i blocchi per costruire diventano antisismici perché hanno la plastica dentro, diventano fonoassorbenti, quelle per le strade, per l'ultima, non si rompono subito, quindi c'è una gamma enorme, studiata, perfezionata, oppure nel settore dello stampaggio, per fare dei oggetti, ce ne sono, no. Ecco per esempio, questi qua sono fatti, ma sono fatti all'estero, perché qua in Italia neanche i pali siamo più capaci di fare. Li andiamo a comprare in Belgio e in Belgio deve comprare da me il materiale, perché lavorare con i rifiuti fa schifo qua in Italia, perché c'è appunto il concetto di rifiuto, non c'è il concetto di materiale, non si chiamano le cose con il loro nome, ma se ne inventa uno e gli si dà un significato distorto. Ecco, questa è la verità. L'ultima cosa, facciamo vedere adesso l'altro. Vi voglio far vedere quanta ricerca e cosa vuol dire fare innovazione, perché mi viene nervoso quando sento dire le aziende devono fare innovazione. L'innovazione si doveva fare da sempre, perché non è che oggi si fa innovazione e domani abbiamo i risultati, è un continuo studio, quindi bisogna sperimentare, fare sempre. È come la scuola, quindi si può andare a scuola un anno, non basta, si chiude la scuola ogni anno, quindi si chiama Eco Innovation. E pensate, l'assurdo, l'Italia ha perso un sacco di contributi per non aver fatto innovazione. Nessun politico ha detto prima, quando c'erano i fondi e sono stati sprecati un sacco di fondi, che erano anche soldi nostri versati in Europa, e siccome non li abbiamo usati sono andati magari in Grecia o in Romania o in Macedonia, dove andrò adesso a fare il centro. Cioè dobbiamo avere una classe politica più presente sul mercato, perché sennò non riusciamo a beneficiare di questo. Perché pensate che nell'Eco Innovation questi fondi europei coprivano il 50% a fondo perduto dell'investimento. Ce ne siamo persi enormi. Quindi questi sono i nomi. Adesso vi faccio vedere cosa vuol dire. Numix è un acronimo che identifica una ricerca. Cosa vuol dire fare Eco Innovazione Europea? Vuol dire che l'azienda dice: io non voglio fare il brevetto, io faccio questa ricerca, tu Europa mi aiuti, in cambio questa ricerca diventa patrimonio della comunità europea. E io sono qui stasera anche in veste di, si chiama disseminator in termini, di fare disseminazione e di far conoscere alla gente queste cose. Quindi nella ricerca europea ci vogliono dei partner, almeno 3 nazioni. Lo vedete in questa? Il consorzio CETMA sono i ricercatori, sono di Brindisi, è uno dei migliori istituti europei perché noi italiani abbiamo le migliori menti,
abbiamo i ragazzi più preparati e non sappiamo neanche usarli, ce li facciamo scappare. Questa è la verità. Poi abbiamo un'azienda del Montenegro, ma guarda già, persino in Montenegro si interessano a queste robe. Abbiamo un'azienda spagnola, Acciona, che ha 38.000 dipendenti, fa ponti e strade in tutto il mondo e ha bisogno del piccolo centro integrato che è il cuore della ricerca, perché è l'impianto che produce la materia prima e fa in modo che possa essere utilizzata. E poi abbiamo uno studio di Padova di ingegneria. Lasciamo stare le cose tecniche perché qua non mi interessano. Ecco, vedete da dove partiamo? Partiamo da quello là, roba che andava in discarica pagando. Provate a chiedere lui cosa paga la roba che prima andava in discarica. No, vabbè, da noi cosa paga? Guarda, un terzo, neanche un terzo. Perché il beneficio deve essere di tutti, sempre circolare deve essere. Partiamo da quella roba e andiamo a finire in quel grano. Ci sono tutte prove, perché questa è la doppia quando vado per le scuole, adesso le scuole superiori sono molto interessate, mi chiamano i ragazzi di Budde, i ragazzi di Salerno, di quarta e quinta superiore, si sono pagati il pullman per venire a vedere l'ago, a capire le cose, a prendere visione delle cose. Però pochi, non è un concetto esteso, si produce quel materiale lì per fare ecco questi granuli che avete visto, ma voglio far vedere il potenziale del mercato, perché quando si fa una ricerca l'Europa dice vabbè, tu fai sta roba qua, però c'è un mercato, perché non puoi produrre qualcosa che poi ti rimane lì e non vendi. Non è che poi dico ai bambini che vengono in visita, che vedono ospedali, queste robe, dico no, quella la vendi dopo, scusa. Non è che questo è un supermercato che posso fare un 3x2 e risparmio. Io lavoro per il cliente e tante volte aspetta gli ultimi secondi per riempire il camion. Ecco, il potenziale mercato, dobbiamo dimostrare se c'è un mercato. Quindi il compito di chi fa innovazione, pensate un po', è anche di implementare il mercato, perché magari quello che faceva il pallet o che faceva un pavimentazione fatta di legno deve usare questa nuova materia, quindi devo io spiegargli le caratteristiche e lui mettere in posa il materiale. Quindi c'è sempre una collaborazione, uno studio assieme. Vedete come va? Anche se si recuperasse, questo è uno studio fatto dal Politecnico di Milano, l'Università di Roma e altre università europee, se noi portassimo al riciclo tutto quello che si deposita, ci sarebbe ancora un mercato doppio. Quindi chi dice ma poi si vende, non sa, non è corrente. L'ultima, andiamo avanti, voglio farvi vedere l'ultima cosa. L'ultima ricerca, quante aziende hanno chiesto, perché essendo noi l'azienda impiantistica possiamo scegliere i nostri partner all'interno dell'Europa e dire sì, questo mi va bene o no. Quindi su richiesta di questi partner, l'ultima che Susco, l'ultima hanno chiesto anche da fuori Europa interessati a questi materiali. Ecco, Susco, non è un metodo messo ma un settimo programma, vuol dire che è una ricerca di terzo livello in cui i benefici sono molto più alti. Vai avanti e vediamo chi ha chiesto. Guardate un po', le più grandi multinazionali, persino Fraunhofer è più grosso istituto di ricerca tedesco. Ha detto posso partecipare alla tua ricerca? Grecia, Germania, Spagna, Portogallo, Turchia, l'Università di Ankara, perché anche la Turchia deve entrare in
Romania, Thailandia, Olanda, Gran Bretagna, Taiwan, pure loro, Germania e Italia. Non so che cosa devo dire ancora per dire bisogna cambiare, e cambiare giustamente si può. Grazie. Allora, prima di dare la parola al nostro assessore, il disegnatore Giulia, io volevo semplicemente ancora ricordargli la campagna e lo slogan: più differenzi e meno paghi. Noi abbiamo differenziato, ma abbiamo sempre più pagato. All'assessore. Buonasera, intanto volevo ringraziare il sindacato a un nome importante, Forze Produttive Autonome, perché diciamo che ha iniziato a muoversi sul territorio qua di Portoviro e diciamo che lo sta facendo in maniera importante e ottenendo dei risultati. E quindi anche se i temi che tratta sono importanti, perché abbiamo sentito prima che si parte dalla riforma Fornero, dalla commissione di massimo scoperto, agli aspi sul licenziamento, ai rifiuti, che è il tema per cui siamo qui questa sera, diciamo che è incommiabile lo sforzo che stanno facendo. Abbiamo visto prima che sono stato a cena con loro, che è un bel gruppo e quindi sicuramente vanno sostenuti per quel che è possibile fare, perché si tratta di temi che sono normati a livello nazionale, per cui diciamo che i nostri sforzi, gli sforzi che l'amministrazione farà e che è quello di supportarli, perché sicuramente hanno degli obiettivi ed è giusto che si faccia quello che è possibile. La partecipazione qui questa sera è sicuramente importante perché si parla di rifiuti, molto probabilmente perché è da alcuni mesi che si parla di questa nuova tassa, la TARES, e quando si parla di tasse in Italia si sa che non sono mai calate, ma sono sempre cresciute, per cui è giusto che ci sia questa partecipazione e che si cominci a parlare, a scavare, a guardare cosa determina, come si arriva a pagare questa tassa. Probabilmente si doveva iniziare tanti anni fa a fare questo, però diciamo che non è mai troppo tardi. Oggi siamo di fronte quindi a questa tassa, la TARES, e dobbiamo affrontarla. Nel comune di Portoviro, per collegarmi all'esperienza di Ponte delle Alpi, di Belluno che ho detto prima, e hanno fatto un grande sforzo e sicuramente hanno raggiunto risultati che sono invidiabili, penso che non so come saranno i primi in Italia per la percentuale che hanno raggiunto della raccolta differenziata. Noi qua a Portoviro diciamo che oggi siamo fermi al 70%. Siamo partiti anche noi con tutto il vita che avete fatto voi, con le riunioni e tutto quanto, per arrivare a rispondere alla domanda che me l'ha fatta 2 volte il Presidente qua presente, e siamo partiti dal 22-23% anche noi e siamo bloccati al 70%. Perché? Perché non facciamo la raccolta puntuale come fa Belluno nella vostra provincia. Perché noi abbiamo chiesto l'anno scorso a Ecogest, oggi diventata Ecoambiente, di essere il comune pilota che parte con questo, cioè di partire con la raccolta puntuale, quindi con gli svuotamenti, con il volume prodotto e come avete fatto voi. Però diciamo che siamo stati un po' sfortunati perché è nata questa nuova società della fusione tra Ecogest e ASM, che è la municipalizzata del comune di Rovigo, e le municipalizzate, qui dovremmo aprire una grossa parentesi e parlare delle ore, però dobbiamo chiudere subito perché è quello che c'è oggi e dobbiamo rapportarci con questa realtà. È la municipalizzata, abbiamo un consorzio RSU di cui tutti i comuni, 50 comuni della provincia di Rovigo fanno parte, e dove si fanno le scelte politiche che danno al gestore l'input per decidere come andrà gestito la raccolta dei rifiuti nei comuni della provincia di Rovigo.
Quindi, come detto, siamo partiti chiedendo di passare a questa raccolta perché i cittadini di Portoviejo nel processo che ho detto ieri prima, con il incontro che abbiamo fatto, abbiamo subito raggiunto il 70% di raccolta differenziata, ma oggi non possiamo più andare avanti, perché o passiamo in quel sistema, altrimenti resteremo fermi. Abbiamo che noi l'ecocentro a Portoviejo oggi, quest'anno abbiamo fatto il raddoppio per permettere un conferimento agevole dei rifiuti da parte dei cittadini e sarà inaugurato entro l'estate. Quindi abbiamo una grossa struttura, è stata finanziata in parte dalla regione e in parte dei cittadini, perché è andata dentro in via, allora in Italia. E quello che mi serve di dire è che non possiamo, diciamo, abbassare la guardia, perché lo slogan che si diceva in quel periodo, più differenze e meno paghi, è ancora valido, però c'è un limite che è quel 70% che ho detto prima, e se noi fossimo restati alla raccolta più differenziata è ovvio che avremmo pagato di più. Lo slogan di quel periodo era questo, cioè far capire ai cittadini che bisogna andare verso alla produzione minima di rifiuti, parola che la signora Poli giustamente, leggendo il ciclo in generale, non può sentire chiamare, perché giustamente sono tutta roba che si può riutilizzare. Ho visto che dal suo centro, e faccio complimenti perché ha un centro importante per quanto riguarda l'utilizzo dei rifiuti prodotti. È ovvio che qui in provincia di Rovigo siamo un po' più indietro, per cui dobbiamo puntare a raggiungere questo obiettivo. Dopo magari volevo anche capire, è una domanda che faccio alla signora Poli, come fa ad andare a prendere i rifiuti, se li va a prendere direttamente, non so, nel centro della discarica, oppure se si sostituisce alle municipalizzate e andare a prendere a casa dei cittadini, perché è interessante da capire anche questa cosa. Diciamo che sicuramente, vista la presenza, i cittadini vogliono sapere se con la TAR ci sarà l'aumento, perché oggi quello che è importante è che, al di là di sensibilizzare le coscienze e far sì che il cittadino capisca che bisogna produrre sempre meno rifiuti, però in questo senso va sostenuto in questo processo di individualizzazione della raccolta del rifiuto, e diciamo che quello che può dire l'amministrazione è che ci sono alcuni problemi. È una domanda che voglio fare anche al dottor che noi combattiamo anche col problema degli insoluti, e cioè che dentro la TARES e la TIA fino adesso ho sopportato anche tutti i cittadini che non hanno pagato. Ho portato con me una tabella in cui si vede che nel 2002 gli insoluti erano intorno al 2,83%, oggi sono intorno al 18%, parliamo del 2012, proiezione che potrà andare intorno al 25% nel 2013. E questo è un dato molto importante e che fa capire il problema. Quindi noi come amministrazione, o anche amici colleghi qua, e per cui posso esprimermi in questo senso, come abbiamo fatto con l'IMU, che è un altro tema molto caro, siamo rimasti fermi proprio per dire, penso che siamo uno dei comuni più bassi della provincia di Rovigo, perché il comune di Rovigo è il 16,6% per dire, e con quello lì bisogna andare a vedere cosa vuol dire quel 2,5% in meno. Quindi siamo qui per dire che noi faremo di tutto perché la TARES non aumenti. Dobbiamo dire che per le attività che voi rappresentate c'è il discorso dell'IVA che non è più esposta, per cui il 10% sicuramente andrà pagato, perché prima con nella tariffa il 10% se poteva essere detratto, oggi non è più possibile. Quindi bisogna valutare, e non so se la veduta
di augurarvi una buona continuazione con i vostri temi e diciamo che quello che possiamo dire è che faremo il possibile perché non ci sia lamento. Probabilmente non mi sono spiegata completamente. Ho detto che la legge adesso dà il compito ai comuni di scegliere. I comuni devono scegliere se aggregarsi, se stare soli, che tipo di gestione implementare sul territorio. Allora, possono essere impianti privati, noi collaboriamo con impianti pubblici, perché non c'è differenza, sempre le persone che fanno il lavoro, ma certo è che un comune deve scegliere che strada prendere, non deve farsela dire da qualcuno, deve decidere l'amministrazione per i propri cittadini, non può farsela fare da un terzo, perché è l'impiantistica. Santo Dio, non si può pretendere di portare roba a Vedelago e allora io Roma non mi vedeva, perché c'è? Ho detto, l'economia circolare è territoriale, basta un gruppo giusto, ovviamente Ponte nelle Alpi non può permettere di farsi un impianto di esclusione, ma il minimo di impiantistica che doveva fare l'ha fatto sul territorio, non è andato a rimorchio di qualche altro e assieme a qualche altro ha fatto un impianto superiore. In Abruzzo stiamo implementando una filiera del recupero e riciclo che parte dal consumo e che cosa fa? Fa la produzione dei pali per l'agricoltura, delle banchine, come si chiamano, per le pavimentazioni, i pallet. L'azienda ha preso 5 anni di lavoro in Australia, esporta i pallet. Vogliamo capire cos'è un'economia o vogliamo farci sempre gestire? Quindi l'amministrazione deve scegliere e decidere bene il tipo di impiantistica da impiantare sul territorio, con lavoro per i cittadini del territorio. Allora, prima di dare la parola al nostro Presidente per le conclusioni, io volevo solamente ricordare che quanto ha detto l'assessore corrisponde al vero, con una precisazione. È vero, la TARES sostituisce alcune cose, ma è implementata da il costo dell'illuminazione, la manutenzione delle strade e forse anche il costo dei nostri vigili. Quindi sicuramente, senza ombra di dubbio, vi sarà un aumento, questo lo dobbiamo dire perché vedrete che corrisponderà al vero. Non è come dire delle cose strane. Detto questo, la nostra amministrazione ha deciso comunque di applicare le tariffe vecchie per quanto riguarda l'IMU, in attesa che il governo decidi per la TARES e la farà pagare in 3 rate. A livello di informazione vi ho detto questo. Allora, nel ringraziarvi della presenza e soprattutto per la pazienza che avete avuto, io lascio la parola al nostro Presidente per la chiusura e sicuramente per dirvi tutto il resto. Grazie. Io sarò non breve, ultra breve, perché intanto automaticamente sono riuscito a spegnere il condizionamento, è una fortuna. Io intanto sono a casa. Questa ormai è la 7ª volta che vengo a Portoviro e da Verona, la Transposana la faccio a occhi chiusi, il lungo po' è come
come se fosse casa mia, quindi io mi ritengo portovirese, la prossima volta vorrei che mi consigliassi qualcosa che scrivete, perché sono portovirese. E io sono emozionato sinceramente, ma per voi il 14 giugno con sto caldo finalmente alle 9:30 di sera fino alle 11:30, 200-250 persone, cioè, o a Portoviro c'è gente matta o a Portoviro c'è gente intelligente. Io credo che la gente sia intelligente per Portoviro, perché 250 persone che si interessano di questi argomenti è una cosa importante, vuol dire che insomma si vuole cambiare, c'è qualcosa che non va e si vuole cambiare, no? Questo è il sintomo. È veloce, sì. Io sono state dette cose fondamentali. Intanto ho capito da Ugo Besaggio, che è il fondatore di questo sindacato, che guardate bene, questo si chiama sindacato, ma non vuole essere confuso con i sindacati che siamo abituati a sentire, quelli delle consulenze, delle contabilità, no, che fanno i servizi di impresa, sono imprese vere e proprie. Noi qua non vogliamo un euro, mai. Se venite a ascoltare quello che facciamo come questa sera, siamo contenti per voi perché riteniamo di poter dare dei messaggi utili, punto, basta, qui è volontariato, chi vuole seguirci ci segue, punto. Ho sentito da qua. Io lo conosco questo personaggio, lo conosco in tutta Italia ovviamente. Questo è un personaggio incredibile, perché qui dal costo dei rifiuti hai creato economia, cioè ha fatto risparmiare il 30% e ha dato lavoro a decine di persone, cioè sono dei geni a Ponte delle Alpi. E invece no, è una cosa che succede in tutto il mondo, è una cosa che succede in tutto il mondo e deve succedere anche qua. Deve succedere anche qua, doveva succedere, deve succedere anche qua. Che non succederà mai. Abbiamo sentito Carla Poli, attenzione che anche questa qui è una persona incredibile. Ci ha parlato di volontà politica, tenetela presente questa parola, volontà politica, perché se non c'è la volontà non si fa niente. E la volontà politica nel campo del recupero e del riciclo vera, dove si decide veramente, è il consiglio comunale, nient'altro, perché è vero che c'è il consorzio, oggi si chiamano comitati di bacino, a Rovigo, Raduna, tutti i comuni, ma hanno compito di suggerire, di gestire insieme. Ma se un comune dice no, a me non me frega niente di quello che dice il consorzio, io gestisco puntualmente i rifiuti, come hanno fatto loro a Ponte delle Alpi, lo può fare anche Portoviro se c'è la volontà politica. Di questi contadini, pensate che io vengo da un comune, Verona, dove la volontà politica ha deciso di fare un bel inceneritore. Stupendo, un bel inceneritore da 500 tonnellate. Una roba assurda. Una cosa assurda. E pensate che per giustificarlo, non ha giustificazioni no, ma per giustificarlo, incredibilmente, miracolosamente, la raccolta differenziata sta calando. E uno pensa, ma i cittadini sono stufati? No, ovviamente no. La volontà politica dice dobbiamo giustificare l'inceneritore, quindi in qualche modo dobbiamo cercare di far sembrare che c'è meno raccolta differenziata e quindi l'inceneritore deve essere fatto. È volontà politica. E poi bisogna dire grazie, primo a tutti voi, secondo a tutti loro e poi soprattutto a questo personaggio, questo perché è un altro personaggio, perché ha fatto attività informativa pubblica, lui ha fatto un servizio pubblico, lo ha fatto con la volontà di informarvi, di farvi sapere che si può cambiare, si può spendere di meno, si può dare lavoro, e lo ha fatto da cittadino come siete cittadini voi. Grazie a voi e buona serata. Allora, io chiuderei ringraziandovi di nuovo della serata
Noi abbiamo cercato di darvi le notizie e le informazioni possibili dicendo sostanzialmente che cambiare si può. L'unica cosa è che è difficile farlo a Portoviro perché siamo bloccati. Il consorzio per quanto riguarda i rifiuti blocca. Ma io voglio dire semplicemente questo. Sarà la storia che dirà eventualmente se va bene oppure no. La considerazione del cittadino è quella di dire, considerando il costo, dico da subito che non va bene. Grazie e buonasera.